e do subito la parola alla... Grazie. Mi chiedo se l'avrebbe gradito, se l'avrebbe apprezzato il fatto che io sia qui per commemorarlo, sia pure parlando della riforma tributaria. Qualche dubbio iniziale nel prepararmi mi è venuto a memoria e poi ho trovato nell'emeroteca del Corriere della Sera un articolo con un titolo tremendo che opponeva Vannoni a Visentini. Essendo l'autore dell'articolo nel titolo avevo un qualche tipo di remora. In realtà non è sulla rete, è sepolto nell'emeroteca e quindi tanto tempo è passato, tante cose sono accadute. Io in effetti immagino che mi ascolterebbe con una cortesia fortemente influenzata dalla sua curiosità. Ed è per questo che sono qua, cerco di pagare quel debito, è comunque un onore parlarvi. Sono passati quasi 50 anni se si va indietro agli anni 70, quasi 40 se si va indietro agli anni 80. Sono le 2 decadi sulle quali si è concentrata la relazione del professor Gallo. Sono i tempi sui quali si è sviluppata e concentrata l'azione e il pensiero del professor Visentini. Il tempo che è passato da allora, 50 anni o 40 anni, non è un tempo lineare. Se c'è un caso in cui il tempo non è isotropo è questo. Forse più di mezzo secolo, forse un secolo, siamo al principio di un millennio, la mutatio rerum è stata assoluta e credo mai nella storia dell'umanità un cambiamento così intenso è avvenuto in un tempo così breve. Credo sia utile una comparazione, un rilievo storico tra come era l'Italia, il mondo allora e come è adesso. L'Italia nella sua dimensione, come dire, strutturale, economica, sociale, l'Italia nella sua dimensione politica e nazionale e il quadrante internazionale. La dimensione economica e sociale, se confronti come è adesso e cos'era allora, ne emerge un differenziale impressionante. Era diversa la struttura sociale. Erano più i giovani degli anziani. Se c'era un problema era connesso alla immigrazione interna piuttosto che alle migrazioni esterne. Era totalmente diversa la struttura economica, dominava la figura iconografica della grande industria, stava emergendo, solo allora emergendo, la platea delle piccole e medie imprese. Era totalmente diverso l'ambiente legale, l'intensità della regolamentazione era oggettivamente molto liberale, molto diversa da quella che c'è adesso, sviluppata su chilometri lineari di nuove e continue regole. Era diverso anche l'approccio con il mondo, col sistema delle risorse naturali, allora neutralmente sfruttabili e adesso in un qualche modo da conservare. Era diversa la struttura politica. C'era ancora in tutta Europa lo Stato stile Westfalia con i confini. Lo Stato italiano era fortemente centrale, non si era ancora visto lo sviluppo di demoltiplicazione prodotto dal Titolo V e dalla Bassanini, era fortemente centralizzato, le regioni erano abbastanza un ectoplasma, non c'era ancora, stava cominciando il debito pubblico, che inizia per finanziare la spesa resa necessaria dalle grandi migrazioni interne. È impressionante sul Corriere l'articolo di Pasolini sulle lucciole e la risposta di Andreotti sui fantasmi in doppio petto. In ogni caso era totalmente diversa la dimensione internazionale. Allora ancora lo Stato era a dominio territoriale chiuso, padrone del suo presente e del suo futuro. Ora gli elementi basici della sovranità sono in un qualche modo erosi.
si diceva un re, una legge, un ruolo d'imposta per simboleggiare la sovranità fiscale nazionale. Non è più così. Forze esterne condizionano perché agiscono, perché c'è la prospettiva, l'ipotesi che possono agire tutte le strutture della sovranità politica. Dalla finanza, che è diventata sicut ad eus, agli effetti che si producono, l'abrogazione della rule of law. Il lato oscuro, infine, della globalizzazione. Tempo si temeva la guerra, adesso ciò che è oggetto del timore è la crisi con i suoi effetti. È in questo contesto, così in un qualche modo ricostruito, che si cala la riforma del 71-73. Questi sono gli anni della delega, poi è venuta la sua applicazione per decreti, ma i principi fondamentali sono del 71-73. Ed è il periodo nel quale vediamo l'espressione del pensiero e dell'azione del professor Visentini. Vediamo il suo contributo critico nel senso greco della parola e vediamo la sua attività politica come manutenzione del sistema durante i citati governi. Per inciso, quella del 71-73, questa è in un qualche modo una risposta a quanto ha detto il professor Gallo, è stata forse l'ultima possibile riforma. Poi dopo puoi immaginare, io credo di aver immaginato nel 94 e altre volte, dei disegni di riforma, però quella è stata l'ultima possibile. Tutto il resto non ha, come dire, lo spirito delle riforme, è varianti, adattamenti, manutenzione. Ha sola, come dire, giustificazione, e tenete conto che le riforme fiscali, proprio perché sono fondamentali, occupano archi di tempo molto lunghi. Di imposta progressiva si comincia a parlare nel manifesto nel 48, dove si dice è un espediente borghese, meglio l'esproprio. Entra sulla scena politica nel primo dopoguerra, ma diventa effettiva solo con la withholding messa durante la guerra da Roosevelt. Quindi archi di tempo lunghi per riforme, se davvero sono riforme fiscali strutturali. Molto in sintesi, io in quella riforma, con positività e negatività alterne, vedo una cosa assolutamente positiva ed è stata l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, necessaria per lo sviluppo del mercato economico europeo. Se notate, nei trattati si conserva la sovranità originaria sulle materie ancestrali, l'acqua e le imposte dirette, ma per fare il mercato si ammette. Ha voluto l'Europa, non nel nostro paese. Sto dicendo che in conformità a quel modello viene introdotta anche in Italia e al servizio di una logica, credo giusta. Se vuoi fare il mercato devi unificare, devi eliminare le barriere e devi unificare ciò che è necessario unificare, non necessariamente come adesso i lavandini o i termosifoni. L'imposta sul valore aggiunto segnò un notevole progresso nella nostra struttura economica, giuridica e anche fiscale in rapporto con quel modello, e devo dire fu straordinario per come fu disegnata e anche per come fu attuata. La cosa negativa, e non è stata, credo per grande diplomazia del professor Gallo detto, forse disaccordo con me, la cosa assolutamente negativa è stata l'azzeramento della finanza locale. Con la riforma l'Italia diventa l'unico Stato europeo che ha solo finanza statale, non ha più finanza locale, deviando dal modello storico, deviando dal modello in essere in tutti gli altri paesi, con diversi livelli di forza, ma la critica che allora si faceva all'imposta di famiglia, certamente in alcuni casi male applicata, nella nostra storia, casi di male applicazione, Ragiolitti che diceva le leggi si applicano ai nemici e interpretano per gli amici, ma fondamentalmente se l'imposta di famiglia era una distorsione, una follia fu eliminare le imposte locali. Questo ha causato
sommata a tanti fatti interni, come ho detto, le grandi migrazioni, il bisogno di fare debito per finanziare le grandi migrazioni. Guardate che fino agli anni 70 l'Italia non ha debito pubblico. No taxation without representation. Poi diventa facile. Ed è facile prendere i voti spendendo soldi che non sono tuoi, è facile prendere le preferenze spendendo male. È in quella fase, per quella causa, che l'Italia comincia a essere caratterizzata da una forma patologica di democrazia. La democrazia del deficit, che è diventata un deficit di democrazia, scalato su dimensioni attuali che ci portano al notevole record di avere il terzo debito pubblico del mondo senza avere la terza economia del mondo, ma questa è entité négligeable. La finanza centrale ha distrutto tutti i meccanismi di controllo politico, democratico, e ha permesso una deriva per cui a un certo punto l'Italia è diventata, forse ancora è lo Stato più centralizzato, più indebitato e più corrotto del mondo, con delle varianti attenuazioni progressive. Noi abbiamo tutti molta fiducia nelle azioni che sono in atto, ma fondamentalmente il debito è un'anomalia insopportabile. L'arte retorica mi porta a questo punto, dovendo parlare del professor Visentini, dell'onorevole Visentini, a evidenziare alcuni aspetti che non condivido, alcuni aspetti che considero invece fortemente positivi. Quelli che non condivido, uno l'ho già detto, un'eccessiva difesa del centralismo. Cioè dire, dato che l'imposta di famiglia è applicata male, allora eliminiamo del tutto le imposte locali. Naturalmente non sono così ingenuo da ignorare il contesto per cui tutto fu centralizzato. I comunisti che non potevano stare al governo stavano in Parlamento e quindi si faceva in Parlamento quello che non si poteva fare al governo, ci furono le leggi Stammati, ci fu una cascata di fenomeni in qualche modo collegati. Secondo, è stato detto al professor Gallo, un eccesso di fiducia negli strumenti contabili. Se per tue esigenze organizzative sei il primo ad avere bisogno della contabilità, la contabilità è per questo anche affidabile per i terzi, per il fisco. Ma se la contabilità ti è imposta solo dal fisco, se c'è uno che dovrebbe diffidare di una contabilità così costruita, è il fisco stesso. Avere generalizzato e imposto, con tutte le conseguenze, la contabilità alla piccola impresa, io credo non sia stato particolarmente brillante. Di solito uno racconta anche alcuni aneddoti. Io ricordo ai tempi della rivalutazione, la seconda era rivalutazione monetaria dei beni e del capitale dell'impresa. Io mi permisi di notare che se facevi la rivalutazione monetaria del capitale poi faceva quella economica dei beni. Non la prese bene e aveva ragione, forse perché ero noioso. Ricordo una volta mi rimproverò di avere amicizia con uno che vagheggiava un asse di traffico di trasporto da Barcellona a Budapest. Sarebbe poi diventato il corridoio 5 ed era l'onorevole De Michelis. Le cose positive. È stato detto assolutamente l'idea dell'autoliquidazione, però direi molto meno tecnicamente una grande onestà, non solo materiale, è un optional ormai, ma intellettuale, e questa è davvero una cosa di enorme rilievo. In quel momento c'erano i partiti politici e non c'erano ancora, o avevano un ruolo diverso, i tecnici. I partiti politici determinavano le grandi linee sui grandi binari della politica, non erano partiti a scartamento ridotto come adesso, e questo era il limite nel quale doveva o poteva porsi l'azione dei tecnici. I tecnici sono di due tipi: quelli che hanno anche una esperienza della realtà diversa dalla semplice tecnica nella quale professano dottrina. Gli inglesi dicono
nel sistema anglosassone si dice cultura istituzionale, cioè dire la capacità di fare mercato comune di economia e di diritto e di economia. Io ho conosciuto due capaci di questo, due persone, Guido Carli e Bruno Visentini, che indifferentemente trattavano la materia, lo scenario economico, ma anche le circolari. Poi è venuto anche Dini, devo riconoscerlo, ma è successivo. E i tecnici che non hanno questo tipo di cultura hanno oggettivamente dei limiti. Come posso chiudere? Io credo che Visentini abbia fatto bene e, a differenza di altri tecnici, ci ha evitato il peggio. Grazie.